ho pianto per questo ragazzo, ho pianto. Adesso sono sereno, aspetto la sentenza, non sono neanche minimamente preoccupato, non sono preoccupato. Se c'è una linea di giustizia io non c'entro niente. La Procura della Repubblica di Treviso si appresta a chiedere il processo per l'imprenditore Remo Mosole e per i due figli Mara e Rudy, in seguito alla morte sul lavoro il 16 gennaio del 2023 del 31enne Andrei Perepuini, operaio di origini moldave, padre di una bambina di 5 anni, rimasto schiacciato da un cumulo di ghiaia nella cava Le Bandie di Lovadina. La perizia tecnica della difesa ricostruisce una diversa dinamica dei fatti rispetto a quella del consulente del sostituto procuratore Massimo De Bortoli, che detiene il fascicolo sul caso. L'ipotesi dei difensori dei Mosole è che il 31enne abbia compiuto una leggerezza. Lì, ha più volte ripetuto il patron Remo, Andrei non si doveva trovare. Alle 7:21 ho parlato con lui. Andreu, mi raccomando, solo guardare, stavo dentro alla televisione che guardi tutti i nastri che funzionano. Pioveva come oggi. Era stato lo stesso Mosole, scavando con le mani insieme agli altri dipendenti, a trovare il 31enne ormai morto incastrato in una delle bocchette. Al consulente della procura, il pubblico ministero, che continua a ravvisare invece delle responsabilità in carico al CDA dell'azienda, ha chiesto delle controdeduzioni per poi procedere con la richiesta di rinvio a giudizio. La famiglia risarcita non intende costituirsi parte civile. La moglie del 31enne lavorava come cameriera al vicino hotel Taisì. Adesso fanno quello che devono fare. Giusto, abbiamo pagato, abbiamo indennizzato, quelli sono tanto i signori e io sono tanto più povero mentalmente e anche nel cuore. Ma non è questo che mi dispiace. Io credevo essere indenne perché sono sempre sopra il lavoro. I lavori pericolosi li ho fatti tutti io sulla mia azienda. La legge deve fare la legge, no, impiccare tutti i venditori, voglio fare lavorare la gente